stato un incontro molto proficuo e importante. Traspare un moderato ottimismo nelle parole di Maurizio Costa, responsabile provinciale del Dipartimento della Protezione Civile di Agrigento, presente ieri al vertice a Palermo, convocato per affrontare la delicata questione della cattedrale di San Gerlando e della frana che da anni interessa l'intera collina sulla quale poggia il Duomo. Costa ha illustrato lo stato dell'arte degli studi che si stanno effettuando anche con l'ausilio di sofisticate tecnologie. Abbiamo chiesto che vengano messe in sicurezza da parte della Sovrintendenza e della Curia alcuni elementi architettonici storici che vanno salvaguardati, perché qualsiasi azione, quindi interventi di conservamento sulle strutture, sulla collina, ovviamente necessitano di interventi proprio diretti, quindi con rimozione di alcuni elementi che vanno oggi salvaguardati. Abbiamo già avviato ulteriore campagna di analisi sia sulle strutture con degli studi particolari per far sì che il modello matematico, quindi le verifiche sulle strutture siano complete, e questo i nostri consulenti dell'Università di Palermo sono molto impegnati in continuo. Così come abbiamo avviato le famose indagini richiamate da tante persone sul pendio, che daranno la definitiva verifica di stabilità per trovare appunto la soluzione finale che ci sarà, ma sarà ovviamente graduata in funzione delle risorse economiche che verranno messe sul tavolo. Al vertice è presente anche il sindaco Marco Zambuto, alcuni tecnici della protezione civile regionale e comunale, nonché rappresentanti del Genio Civile, della Soprintendenza ai Beni Culturali e della Curia Arcivescovile. Il fatto assolutamente positivo è che, mentre sino a qualche tempo fa i tecnici specializzati ritenevano che questo scivolamento del pendio su cui poggia la cattedrale, che addirittura è uno scivolamento che risale al 1300, i primi diciamo, momenti nei quali si assestava questo scivolamento, e che quindi pareva non vi fossero, alla luce di quelle che erano le conoscenze, azioni da poter mettere in atto per sostenere e per frenare questo movimento. Ebbene, oggi, a seguito degli studi che si stanno facendo, pare che una soluzione dal punto di vista tecnico sia praticabile. Si stanno continuando questi studi, c'è questo tavolo aperto continuamente aggiornato. Ritengo che il fatto positivo è che finalmente, al momento di scetticismo che portava a pensare che non vi fosse più alcuna soluzione rispetto alla vicenda, oggi dal punto di vista tecnico si stanno attendendo gli ulteriori rilevamenti che saranno diciamo a breve mandati, saranno a breve comunicati, e quindi da lì si andrà a perfezionare la soluzione tecnica perché finalmente si metta a sicuro il pendio su cui poggia la cattedrale.